Abbiamo stanziato già 5 milioni per assumere e retribuire quelli che già ci sono, professionisti della psicologia, per capire anche qui quali possono essere i segnali di allarme. Detto questo, il rapporto tra causa ed effetto del cosiddetto sovraffollamento non è poi così sicuro. Ci sono stati dei casi negli anni scorsi in cui le carceri erano più sovraffollate e c'erano meno suicidi. Purtroppo ci sono un 20-30% di detenuti in attesa di giudizio e anche lì si dovrà intervenire sulla limitazione della carcerazione preventiva, perché poi spesso queste carcerazioni si rivelano ingiustificate. Poi noi stiamo agendo molto sulla possibilità di contrarre degli accordi con gli stati stranieri, con gli stati esteri, perché sapete che il 50% dei nostri detenuti è straniero. Da ultimo, sempre per dimostrare proprio il mistero della mente umana di persone che si suicidano, va detto che molto spesso queste sono persone che sono addirittura in procinto di essere liberate, e questo ti fa molto riflettere sul fatto che, fermo restando tutta la nostra attenzione sull'aiuto psicologico e sul controllo da fare nell'ambito delle carceri, il suicidio in carcere purtroppo è uno di quei flagelli che è difficilissimo da prevenire.